Amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana di Natale, di Natale. Logicamente la settimana che va dal 21 al 27 di dicembre, con un po' di ritardo, alcune ore di ritardo, però eccoci qua. Io siete sempre nei miei pensieri, quindi era giusto affacciarmi, ma ritardo per motivi di lavoro, perché io, avendo uno studio, ricevo anche persone da vicino, con mascherine, con distanziamento e così via. Ci stiamo attenti a tutto. Va bene, allora che ne dite? Vogliamo andare a vedere di che si tratta questa settimana di Natale, come sarà? Allora, eccoci qua, si parte. Oroscopo della settimana dal 21 al 27 dicembre. Il segno dell'Ariete. Vediamo l'Ariete cosa ci riserva per questa settimana. In amore, l'Ariete in questa settimana potreste risentirne molto in fatto di umore perché sarete particolarmente sensibili. Questo accadrà soprattutto agli inizi, quindi nei primi giorni della settimana. Se siete impegnati in un rapporto di coppia, la vostra dolce metà cercherà di farvi pesare meno la cosa e di tirarvi su, quindi vi tirare su moralmente. Sicuramente saranno queste belle attenzioni a farvi sentire meglio. Nel lavoro, occhio a come gestire l'umore in questi giorni perché non sarete particolarmente forti e determinati. Qualcuno comunque cercherà di sostenervi per come possibile. Il segno del Toro, in amore. Quanta confusione in questa settimana di dicembre. Che siate impegnati sentimentalmente oppure avete soltanto un'amicizia molto speciale, in questi giorni non sarete troppo convinti di tante cose. Avrete tanti pensieri per la testa e dunque anche molti dubbi. Sarà anche per questo motivo che agire o prendere una decisione si rivelerà abbastanza complicato. Nel lavoro, se avete intenzione di concentrarvi su qualche progetto professionale, delle volte sceglierete di fare qualche passo indietro. Ci sarà veramente poca decisione e poca determinazione. Il segno dei Gemelli in amore, in questa settimana vi sentirete sicuramente molto più leggeri eppure i pensieri si faranno più positivi. Sarà proprio per questo motivo che chi ha un partner al proprio fianco sceglierà di godersi al massimo l'emozione per vivere dei giorni in perfetto equilibrio ed in completa armonia. Una settimana per niente male per i nati sotto questo segno. Godetevela. Lavoro, i compiti di lavoro verranno affrontati con ottimismo, non farete una grande fatica, ma sicuramente cercherete di concentrarvi su tutte le cose che vi appassionano e che vi faranno stare bene. Il segno del cancro, amore, in questi giorni dovrete fare una particolare attenzione a come vi esprimerete. Non sarete troppo bravi con le parole, eppure il vostro partner se ne accorgerà facilmente. Farete un discorso con la propria dolce metà, non sarà affatto semplice, tanto che potrebbero nascere problemi e disagi nel rapporto di coppia. Capirsi e comprendersi potrebbe essere veramente difficile. Nel lavoro, occhio a come risolverete agli altri in queste giornate, perché nemmeno sul posto di lavoro potrete contare su una buona comunicazione. Cercare di pensare prima di qualcosa potrebbe senz'altro aiutarvi. Quindi pensateci prima di agire. Il segno del leone, amore.
amore, il segno del leone, amore. Questa settimana di feste natalizie sarà incoraggiante e piacevole. Con il partner non dovrebbero esserci grandi novità. Certo è che se avete intenzione di fare passi in avanti, pure in una relazione dove ci sono stati problemi, niente, nessuno potrà farvi cambiare idea. Cercherete di eseguire quello che vi suggerisce l'istinto, ma anche il vostro cuore. Sul lavoro è molto probabile che in questa settimana cambierete opinioni su alcune cose e inizierete a guardare certe situazioni in maniera diversa. La voglia di fare non mancherà di certo, anzi darete veramente molto per provare a raggiungere i vostri sogni nel cassetto. Vergine, amore. Non saranno giorni troppo entusiasmanti, ma non ci saranno nemmeno grossi problemi per le relazioni e la sfera intima. La settimana dovrebbe proseguire in maniera tranquilla, senza grandi novità, ma probabilmente in modo un po' piatto. Andrete adagio sia con i pensieri e con le azioni. In amore, in fondo, non serve tanta fretta. Andateci piano, con cautela. Lavoro, potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo con qualche impegno professionale da dover affrontare. Nei progetti deciderete comunque di andare con calma, di non correre ed esagerare in alcun modo. A volte potrebbe risultarvi un po' pesante. Un po' di pazienza. Bilancia. In amore, nell'ultimo periodo le cose nel rapporto di coppia sono migliorate e avete recuperato un buon equilibrio. Il fatto è che in questa nuova settimana del mese qualcosa potrebbe nuovamente cambiare. Occhio, perché potrebbero cambiare in maniera ancora più positiva. Se avete una persona importante al vostro fianco, sicuramente apprezzerà questo vostro atteggiamento. Lavoro, per le faccende di lavoro non ci saranno particolari novità in questi giorni. Potrete comunque contare un umore per niente male. E se avete intenzione di realizzare un obiettivo, ci sarà il giusto impegno. Scorpione, amore. In questa settimana sarà una settimana a tratti un po' ambigua. Se avete un partner oppure siete single, deciderete comunque di non dare troppo ai sentimenti, ma prendere ogni cosa con calma e serenità. Avrete voglia di godervi dei giorni tranquilli, prima di tutto con voi stessi. D'altronde sarà la settimana di Natale, per cui potrete concedervi un po' di leggerezza in più, anche se non sempre risulterà facile. Nel lavoro la voglia di impegnarsi e dare il massimo non si farà sentire troppo in questa lunga settimana. Anche in questo senso avrete il desiderio di prendervi del tempo per voi, per fare poco e riposarvi, soprattutto se avete affrontato un periodo più faticoso. Sagittario. Amore, in questa settimana di dicembre probabilmente non accadrà nulla di nuovo per le relazioni amorose. Il fatto è che in questi giorni sarete concentrati principalmente su alcune vicende professionali e la vostra attenzione sarà per cui dedicata ad altro. Non vuol dire che dovrete mettere in secondo piano i sentimenti e le emozioni. Lavoro, gli impegni saranno assai e voi sarete piuttosto in gamba. Cercherete di sistemare ogni compito con un ottimo assetto. Alla fine non sarà un grande problema svolgere tutto al meglio. Capricorno, amore. Questi giorni di feste natalizi non saranno complicati per voi nati sotto questo segno. Per le questioni amorose non ci saranno grandi problemi, anzi, senza troppi dubbi, potrete godervi una settimana serena ed equilibrata insieme alla persona che amate e che avete al vostro fianco. Le energie più grandi sicuramente
le concentrerete su qualcos'altro, su un qualcosa di nuovo. Lavoro: in questa settimana potrete provare a raggiungere alcuni dei vostri obiettivi professionali. Le soddisfazioni non mancheranno sul posto di lavoro e non potranno far altro che incoraggiarvi. Questo significa che con tutta probabilità arriveranno importanti notizie pure per quanto riguarda il punto di vista finanziario. Va buono? Acquario. Amore. Questi ultimi giorni di dicembre, in comitanza con le feste di Natale, vi piaceranno e vi entusiasmeranno. Potrete facilmente contare sulle stelle perché dovrebbe essere una settimana caratterizzata da un umore piuttosto buono. Per questo motivo saranno ovviamente agevolati tutti i rapporti di coppia che non avranno grandi problemi da vivere. Sul lavoro invece le energie non saranno per niente male, eppure non ci saranno grossi cambiamenti. Con i guadagni di lavoro forse vi lascerete andare allo shopping. E infine il segno dei pesci, amore. Con la dolce metà dovrete fare particolare attenzione, forse ultimamente non siete sinceri come dovreste e il partner potrebbe un po' risentirne. Dovrete cercare di essere onesti per il bene del vostro rapporto sentimentale, anche perché il partner farà davvero di tutto per capirne di più e d'altronde non avrà tutto questo torto. Lavoro: in queste giornate di dicembre potreste avere alcune mancanze sul posto di lavoro. Questo tipo di comportamento certamente non può farvi troppo onore e potrebbe avere alcune conseguenze. Bene amici, e così era l'oroscopo della settimana che va dalla settimana dal 21 al 27 di dicembre. Io vi auguro buone festività e soprattutto un buon Natale. Noi ci sentiremo col nuovo oroscopo, ok? Nella prossima settimana. Buon Natale a tutti amici, buon Natale.